chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Posso dire a un santo sono qui, annunciando il suono del grande re, pedali, catene e bandiere. Possiamo cantare a lui, la sua voce qui voglio sentire, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio. Di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, tu sei nato per me, è ora il tempo. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Cantiamo, questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo, vogliamo più di te Signore, tuo amore dentro noi. Tuo amore dentro noi Signore. Possiamo cantare perché Lui è il nostro Re. Lui è dentro il nostro cuore, che possiamo capire che stasera Lui vuole entrare dentro di questa stanza e fazer cambiare il nostro cuore. Possiamo cantare con tutto il nostro cuore a Lui perché Lui merita la nostra lode e la nostra adorazione. Cantiamo! Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Re, mi conquistò.
possiamo capire che Lui cambierà dentro il nostro cuore, che Lui può cambiare la nostra anima e che Lui è presente. Magari ogni tanto pensiamo che dentro della nostra vita, oppure dei momenti difficili, pensiamo forse che Lui non c'è, ma Lui è veramente un Dio vivente, Lui è veramente un Dio presente, e che possiamo capire questa cosa. Magari non lo stai sentendo in questo momento, magari non lo senti durante la settimana, ma Lui ci sta aspettando per un momento. E è questo momento che Lui aspetta, che possiamo lodarlo, che possiamo lasciare il nostro cuore qua, non qua perché c'è un pulpito, perché siamo noi a cantare, ma lasciare il nostro cuore davanti a Lui, perché Lui sta aspettando un momento di intimità, Lui sta aspettando un momento di cambiamento, e Lui è presente, è presente. Delle montagne, tra le valli e le campagne, e dall'ombra dei giganti sono grande. Al di là dei miei pensieri, dei nemici sono sorti, sono forti. Combatto ora con la tua parola, combatto ancora con la tua parola, combatto ora con la tua parola, combatto ancora con la tua parola. Al di là delle emozioni, senza farsi più domande, Dio è più grande. Al di là delle paure, delle mie disavventure, guardi in faccia anche la morte, Dio è più forte. Non ho paura, io vinco ora, non ho paura, io vinco ancora, non ho paura, io vinco ora, non ho paura, io vinco ancora. Con Cristo sono sempre più che vincitore. Il capo degli eserciti è qui con me. Mettiamo combatto, combatto ora con la tua parola, combatto ancora con la tua parola, combatto ora con la tua parola, combatto ancora con la tua. Non abbiamo paura, non ho paura, io canto ora, non ho paura, io vinco ancora, non ho paura, io vinco ora, non ho paura, io vinco ancora. Abbiamo vinto in Gesù Cristo, amen, che possiamo capire questa cosa. Che Lui quando è morto in croce, Lui ha vinto per noi, amen. Lui ha vinto quando è morto in croce, e quando il terzo giorno è tornato. Quel momento Lui ha vinto, amen. Che possiamo capire che Lui è qua e che Lui ha vinto, e che Lui è capace di sopportare tutti i nostri problemi, tutti i nostri peccati, perché Lui ha vinto quel giorno là. E Padre, ti ringraziamo per questo, Signore, perché sappiamo che quando eravamo deboli, Signore, quando
non eravamo nulla, Signore, Tu eri là e sapevi già del nostro futuro, sapevi già i nostri sbagli, sapevi già tutto, Signore, e comunque ci ha perdonato, Padre. Grazie, Signore, grazie per la vita che il Signore ci ha donato, grazie, Padre. Non parlavo, ma Tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Cantiamo, io non vivevo, ma Tu soffiavi vita in me. Sei buono, Signore. Ecco quanto buono sei con me. Oh, travolgente, infinito, audace amore Tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami Tu. Oh, travolgente, infinito, audace amore Tuo. Stavi per me quando ero nemico Tuo. Ecco quanto buono sei con me. Amavi per me quando ero meritevole. Ecco quanto buono sei. Travolgente, infinito, audace amore Tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è Così che anche Tu, travolgente, infinito, audace amore Illumino ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungere. Abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scalo ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Tutto questo è per io e per te. Abbatto ogni barella, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Cantiamo ancora. Illumino ogni ombra, scaglio ogni montagna per raggiungermi. Abbatto ogni barella, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Oh, travolgente, infinito, audace amore Tu, lascia ancora le 99 per cercare me. Non
dacci amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non ho meritato né guadagnato mai così che ami tu. Oh, il travolgente infinito, dacci amore tuo. Grazie Signore per questa lode, Padre, perché sappiamo che il Signore è presente, Padre. Grazie Signore. Grazie per il tuo amore, Signore, che è manifesto qua, Padre. Grazie perché il Signore ha fatto il tuo figlio venire qua, Signore, morire per noi. Ti ringraziamo, Signore. Ti dichiariamo, Padre, che amiamo al te, Signore. Grazie, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Buonasera Gamuve. Buonasera. Se volete restare in piedi non è un problema. Amen. Che bello ragazzi stare insieme con voi un'altra volta. Oggi continuando con la nostra serie di messaggi, parleremo di un messaggio direi molto intrigante. Da quando abbiamo iniziato abbiamo visto il versetto 13 e il 14, vero? E oggi vedremo il versetto 3 del Sermone sul Monte. La parola che noi vedremo oggi si trova quindi nel capitolo 5 di Matteo, versetto 3, se volete aprire la vostra Bibbia. Quindi leggiamo insieme. Versetto molto, molto breve. Matteo 5, 3. Che dice così: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Amen. Preghiamo. Signore, che nel nome di Gesù possiamo oggi essere veramente colpiti, Signore, dalla tua parola. Che il tuo Spirito Santo possa parlare con noi, che lo Spirito Santo possa veramente guidare questo incontro qua e che nel nome di Gesù possiamo imparare tutto quello che il Signore vuole insegnarci in questa sera. In nome di Gesù. Amen. Oggi tocca a me, ragazzi. Quindi questo versetto qua posso dirvi che è un versetto molto intrigante, come vi ho detto prima. E perché vi dico questa cosa? Allora, non è un abito nostro, vero? Sentire questa espressione, poveri in spirito. E vi confesso che quando ho sentito questo, oppure quando ho letto, quando ho sentito questo versetto per la prima volta, io non lo capivo proprio. Cioè, povero in spirito. Avete presente, no, quella tela blu del PC? Era la mia testa quando leggevo questo versetto, perché per me era molto difficile da capire. Secondo me era una cosa molto anche diversa di quello che pensavo, no? Perché quando tu praticamente vedi Gesù dicendo povero in spirito, nello stesso momento io pensavo, ma perché Gesù stava dicendo questa cosa, no? Allora, io pensavo che Gesù volesse da noi uno spirito ricco, non uno spirito povero. Logicamente che nel corso degli anni, leggendo di più, studiando di più, ho visto che Gesù voleva intendeva un'altra cosa, una cosa talmente diversa. E per capire bene questo versetto qua, dobbiamo cercare anche di capire la situazione, il contesto dell'epoca, no? Allora, e vedendo questa situazione, allora, possiamo vedere che
Quando Gesù ha scritto ha detto, no, si trovava in mezzo alla folla e tutto quanto, quando ha parlato veramente di questo versetto qua, dobbiamo capire che quello contesto di quell'epoca non è il contesto di oggi. E quindi possiamo vedere che questo forse era un modo di dire di quell'epoca. E anche noi abbiamo tanti modi di dire oggi, no? Voi italiani avete non ci piove, piove sul bagnato. Abbiamo tanti modi di dire, no? E ogni lingua ha il suo modo di dire. E un certo giorno stavo guardando un video a casa e ho visto, non direi un'interpretazione, ma proprio un archeologo parlando, dei manoscritti che sono stati trovati vicino al Mare Morto. E questi manoscritti praticamente avevano, e voglio sottolineare qua, che avevano dei manoscritti che erano biblici, che erano anche non biblici, però c'era proprio questo modo di dire, che era povero in spirito, no? E vorrei trattare quindi di queste due cose oggi, parlando direttamente dal greco, ok, quando l'hanno scritto la parola, e anche di questi manoscritti. Allora, di questi manoscritti che sono stati trovati in Qumran, il nome della città che è vicino al Mare Morto, aveva proprio questa parola che Gesù spiegava, no? E la parola in ebraico vuol dire anaveihuah. Anaveihuah in quel momento, tutti quelli che erano lì vicino a Gesù, perché in quell'epoca parlavano ebraico, greco, che era la lingua come se fosse l'inglese oggi, che era quella lingua generale, e quindi Gesù parlando, penso io, in greco, perché tutti li capivano bene, però c'era proprio questa parola in ebraico, anaveihuah. E cosa voleva dire questa parola? Allora, anavei vuol dire umile, povero, oppure curvo. E huah vuol dire spirito. Quindi quando Gesù ha usato questa espressione, anaveihuah, tutti quelli che erano giudei, che erano lì, capivano già subito che voleva dire cosa. Quindi il vento, che capivano che era lo spirito, quando soffia, anavei, il povero, si inchina. Immaginate pure quella scena del film Gladiatore, che lui quando camminava in mezzo a quel campo di grano, e quindi immaginate il vento che soffia e il grano che si inchinava, ed era proprio quello che Gesù intendeva parlare in quel momento. Quando il vento dello Spirito Santo soffia, il povero si inchina. Anaveihuah. E dopo, quando hanno fatto la traduzione anche dal greco, soprattutto di questi manoscritti che l'hanno fatto la traduzione, hanno trovato praticamente la stessa espressione, no? E se vediamo questo versetto qua direttamente dal greco, la parola povero vuol dire pitohoi. E pitohoi, in questo caso, chi è povero, è più che povero, è quella persona che si trova nel bisogno, è quella persona che il primo versetto parla quindi del giudaismo nel secondo tempio, no? Quindi, parlando di questo versetto qua, possiamo vedere una causa e una conseguenza, perché il versetto non finisce là, ma proprio di questa parola pitohoi, che vuol dire povero, noi vediamo che questa espressione era come se il povero camminasse insieme con la pietà. Cioè, la parola povero era una cosa che camminava insieme con la pietà. E non solo la povertà spirituale, ma anche la materiale. Però questo non era una scusa affinché Dio praticamente concedeva dei privilegi ad una persona solo per il fatto che era povera materialmente oppure spiritualmente. Anzi, era una caratteristica che era collegata al popolo di Dio in quell'epoca. Quindi, quando praticamente sentivano questa espressione, povero in spirito, era come se fosse l'identità del popolo di Dio. Povero in spirito, che praticamente cosa diceva, cosa intendeva Gesù? La nostra dipendenza di Dio. La stessa, se prendiamo il primo esempio, il vento che soffia e il grano che si inchinava, lo spirito che si inchinava, oppure direttamente dal greco che voleva dire spirito collegato all'identità di quell'epoca che era del popolo che era un popolo dipendente da Dio, possiamo capire che Gesù quindi stava dicendo
quelli che dipendono, quelli che sono veramente dipendenti da me, riceveranno il regno di Dio. Matteo usa questa espressione qua, regni dei cieli. È praticamente una caratteristica, no, del libro di Matteo. Quando vediamo l'espressione cieli, cioè, capiamo subito che sta parlando di Dio. Quindi è una causa e una conseguenza. Se tu sei dipendente da Dio, riceverai il regno di Dio. Ok? Questa era praticamente la cosa principale che Gesù stava trattando lì. Però la stessa parola pitohoi possiamo anche vedere nel libro di Luca, capitolo 4, versetto 18. È la stessa parola che dice proprio così: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Questi poveri qua è la stessa parola nel greco, pitohoi. Gesù stava parlando di se stesso, no? Usando il libro di Isaia 61, che quando lui si alza dentro la sinagoga, che parlava di se stesso, io immagino che lui, quando ha aperto tipo il libro, la Torah, e ha iniziato a leggerla, lui stava leggendo di se stesso, quello che Isaia stava scrivendo, no? Ha scritto di sé, di Gesù, e lui stava praticamente leggendo di se stesso. Quindi cosa dice qua? Mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri. Quindi cosa hanno bisogno i prigionieri? Di liberazione. Cosa hanno bisogno i ciechi sulla sequenza qua del versetto? Recupero alla vista. Quindi possiamo vedere l'identità del popolo di Dio, no? Un popolo che aveva proprio bisogno di Gesù, un popolo che si trovava nel bisogno. Quindi cosa ha bisogno il cieco? Recuperare la vista. Cosa ha bisogno il prigioniero? Liberazione. Quindi Gesù stava dicendo: io sono venuto per voi che siete i miei dipendenti, voi che siete il popolo di Dio che ha l'identità di cui ha veramente bisogno di me. Io sono venuto per voi, io sono qua per voi. Era quello che Gesù stava praticamente dicendo in questo momento. E tutti quelli che erano giudei, che capivano quello che Gesù stava dicendo, che si collegavano direttamente, no, il modo di dire, le espressioni di quell'epoca, capivano già subito cosa Gesù stava intendendo. Capivano già subito che Gesù stava dicendo: guarda, io sono venuto per voi, io sono qua per voi. Se voi state aspettando il regno di Dio, io sono qua. Mi hanno unto per evangelizzare a voi che siete dipendenti da me. E se voi siete qua alla folla, se voi siete qua per ascoltarmi, vuol dire che siete dipendenti da me, avete bisogno di me, io sono qua. Basta che chiedetemelo. E quindi, guardando questa espressione qua, io stavo pensando, quindi, per essere dipendenti da Dio, di cosa abbiamo bisogno? Per primo, quindi, diventare il suo popolo. E per diventare il suo popolo, di cosa abbiamo bisogno? Molto semplice, no? Capitolo 10 di Romani. Cosa dice? Leggiamo insieme, versetto 9. Romani 10, versetto 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi per diventare il popolo di Dio dobbiamo confessarlo come Signore. Ma perché è importante confessarlo come Signore? Allora, perché secondo me ci sono dei passaggi che dobbiamo rispettare. Il primo passaggio quindi è quello di confessarlo come Signore. E questo qua è una cosa interessante. Quando Paolo scrisse confessarlo come Signore, molte volte noi diciamo che lui è il nostro Salvatore. Però Paolo qua non ha detto Salvatore, lui ha detto cosa? Signore. E c'è una differenza grande, ragazzi. Perché c'è una differenza grande? Perché noi oggi non siamo abituati magari ad avere dei regni. Non siamo nati in un mondo in cui abbiamo ancora dei regni. Abbiamo una repubblica. E quindi siamo cresciuti di una maniera praticamente diversa di quello che siamo abituati, no? Abbiamo più libertà. E quando noi colleghiamo il fatto che lui stava dicendo Signore, forse noi non abbiamo capito bene questa situazione, non capiamo bene. Però quando lui dice Signore, lui sta dicendo che noi dobbiamo cosa? Dipendere da lui. E quando noi confessiamo Signore, vuol dire che facciamo parte di un regno e ogni regno ha delle sue regole. Non è che adesso dobbiamo vivere in un mondo in cui non abbiamo delle regole.
La Repubblica Italiana ha delle sue regole, la sua legislazione, la brasiliana, e tutti i paesi hanno. Il regno di Dio ha le sue regole e che noi non possiamo dimenticare di questa cosa. E perché sto dicendo questo? Allora, perché forse il fatto che non confessiamo Signore come Gesù, Dio come Signore nella nostra vita, ci sta portando a un posto in cui molte volte ci manca quella dipendenza da Dio. Perché nel Vecchio Testamento, quando leggiamo il libro di Esodo, anche un ragazzo ha condiviso questo nel piccolo gruppo, che quando noi lo confessiamo come Signore, vuol dire che noi siamo dipendenti e tutto quello che il nostro Signore dice che dobbiamo fare, noi dobbiamo fare. Ed è interessante che nel finale del Sermone sul Monte, Gesù cosa dice? Luca 6, 46. Leggiamo insieme. In Matteo non è molto specifico così, ma Luca è molto specifico. Luca 6, 46. E dice proprio così: perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Quindi Gesù stava dicendo cosa? Guarda, voi siete poveri in spirito, giusto? Voi adesso state confessando il mio nome, voi state dicendo che io sono il vostro Signore, ma perché quindi non fate quello che dico? Questa è una cosa da pensare, no? E nella sequenza lui praticamente usa, come se fosse una parabola qui, e racconta questa storia di due case, no? Due case che sono state costruite, una sulla roccia e l'altra sulla sabbia, giusto? Una cosa è simile, la tempesta, tutto quello succede per entrambi, ma la differenza è che quello che ha costruito la sua casa sulla roccia vuol dire che lui è stato protetto, quindi non l'ha colpito. Però quello invece che ha costruito sulla sabbia, chi non ha messo in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata. Quindi Gesù praticamente stava dicendo: voi volete vivere come volete voi, non come dico io. E questo è un problema, perché se non fate quello che vi dico, logicamente avete dei problemi, però voi non riuscite mai a sopportare e anche vincere questi problemi. Se non fate quello che vi dico, avreste tanti problemi nella vostra vita. È questo che Gesù stava dicendo, perché se non fate quello che vi dico, se non fate quello che vi dico, sarà un problema. E non importa se vi dite, se ditemi che mi amate, non importa se dici che mi ami, che mi vuole bene, che io sono il tuo Salvatore, ma se tu stai dicendo che io sono il tuo Signore, io aspetto da te che tu mi ubbidisca, che tu faccia esattamente quello che io ti dico. E io quando vedo questa situazione, no, io non sono ancora papà, quindi io penso ad esempio a un papà quando dice così a un ragazzo: guarda che io sto arrivando a casa, ok? Noi ti metto a fare la doccia e dopo mangiamo. Cosa vuole fare il figlio? No papà, ma io voglio mangiare adesso. No, tu vai a fare la doccia, dopo andiamo a mangiare. No, ma è perché io ti sto dicendo, vai a farti la doccia. Non è proprio così chi è genitore qua. Io penso che a volte Dio è così con noi. Dio ti dice una cosa, ci dice una cosa da fare e noi vogliamo sempre cercare una maniera, sai, di non fare quello che Dio vuole, di non fare quello che Dio ci sta chiedendo di fare. E questo, ragazzi, mi dispiace, ma non è una vita che è povera in spirito. Non è una vita che dimostra veramente che stiamo dipendendo da Dio. Perché noi non stiamo veramente confessandolo come Signore, perché se noi stiamo dicendo che Lui è il nostro Signore, dobbiamo fare quello che ci sta dicendo. Ed era questo che Gesù stava dicendo al suo popolo qua. E quindi confessarlo e averlo come Signore è molto più di credere, e soprattutto confidare e ubbidirlo. Cosa vuol dire? Credere, ragazzi, io non voglio neanche sai, approfondire di più perché entreremo nel tema fede, però
quando noi diciamo che crediamo in Dio, è molto superficiale, molto, diciamo, superficiale così, ma quando noi diciamo che noi confidiamo in Dio è diverso. E vi racconto una storia breve. C'era un ragazzo che andava sempre in centro città e questo ragazzo ha visto che tipo c'era un tizio là che ha messo un cavo d'acciaio da un edificio all'altro e che lui si equilibrava sopra quello cavo e che camminava sopra quel cavo. È arrivato a casa e ha detto: papà, ho visto un tizio là in centro città che lui camminava sopra questo cavo. Tu credi che lui possa veramente attraversare da una parte all'altra? Sì, credo. Quindi io ti porto a vederlo. Va bene, sono andati là e c'era questo tizio che camminava sopra questo cavo di acciaio. A un certo punto lui ha visto là il ragazzo che era sotto e si è ricordato di lui, no? E ha detto: ah, tu hai portato anche il tuo papà? Eh sì. Ha cambiato praticamente qualcosa e ha preso proprio di quei carretti, no? Ha messo sopra il cavo d'acciaio e non solo di passare camminando, ma ha passato anche con quel carretto, camminando sopra il cavo di acciaio. A un certo punto lui ha finito, è arrivato giù, ha visto il ragazzo e ha detto: ah, che bello, hai portato il tuo papà e tutto quanto. Io adesso voglio cambiare, voglio fare, sai, un qualcosa anche più difficile, diciamo. Adesso voglio mettere uno sopra il carretto e attraversare con lui. E tu non vuoi venire con me sopra il carretto? Il papà ha detto: no, io non voglio. Avete visto la differenza? Lui crede che quello là può attraversare, ma non si fida di mettersi dentro il carretto e attraversarlo con lui. Sono due cose diverse. Confidare vuol dire veramente avere la sicurezza in quello che ci dice. Confidare vuol dire è molto diverso di credere. Forse qua, nella nostra situazione, in Italia, sia diverso, perché a volte le persone sono veramente, sai, che non credono in Dio. Ma negli altri paesi, se tu chiedi ad una persona: guarda, io credo, ma tu confidi in lui, è diverso. E forse, e dico forse perché ci sono tantissimi altri, secondo me, cose che possono veramente cambiare questa situazione, ma io penso che la fiducia in lui è quello che ci fa veramente ubbidire tutto quello che lui ci dice. E perché vi dico questa cosa? Perché, come vi dicevo prima, una cosa è collegata all'altra. Cioè, se io sono dipendente da lui, io confido in lui. Di conseguenza, lo ubbidisco. Giusto? E questa settimana, quando stavo preparando questa parola qua, Dio mi ha dato una frase, che è questa qua. Il nostro livello di ubbidienza dimostra il nostro livello di dipendenza. Il nostro livello di dipendenza dimostra il nostro rapporto con Dio. Quindi, nel momento in cui io obbedisco, dimostra la mia dipendenza in Dio. Ma il livello in cui dipendo veramente da Dio dimostra il mio rapporto con Dio. Quindi, se sono superficiale, sarò anche dipendente nelle cose superficiali. Se mi arriva magari una prova ancora più profonda e più difficile, io non confido in Dio. È diverso. Quindi una cosa è collegata all'altra. Quindi il nostro livello di obbedienza dimostra il nostro livello di dipendenza. Il nostro livello di dipendenza dimostra il nostro rapporto con Dio. E come vi dicevo prima, la nostra generazione ha tantissima difficoltà con questa cosa. Tantissima difficoltà. Noi non siamo delle persone che obbediscono siano i nostri genitori, siano le autorità. Noi abbiamo tantissima difficoltà con questa cosa, ragazzi. Noi non obbediamo mai. E perché vi dico questa cosa? Perché state guardando una persona qua che era un po' ribelle, no? Quando era giovane. Sono cresciuto in una casa in cui ho perso il mio papà quando ne avevo 13 anni, di una maniera molto tragica. E vi racconto tranquillamente. Quando ne avevo 13 anni ho perso il mio papà, lui si è suicidato e l'ho trovato io. Sono cresciuto senza un papà, sono stato allevato, cresciuto dalla mia mamma e quello mi ha creato un sentimento, sai, così di, diciamo, arroganza, che io so già tutto, che nessuno deve aiutarmi, tutto quanto. Quello là ha creato una difficoltà grossissima con tutte le autorità che erano su di me. Erano allenatori,
erano pastori, erano qualsiasi persona, però solo la figura maschile nella mia vita. Avendo cioè, una mamma vuol dire che avevo un rapporto bellissimo con la mia mamma, però col mio papà nulla, zero proprio. E quindi questo ha creato veramente, sai, un problema nella mia vita. E non capivo perché Dio non mi amava. Potevo pregare, potevo fare di tutto, ragazzi, ma non immaginavo, non sapevo, non riuscivo, sai, a capire che Dio veramente mi amava. Ma tanti anni dopo, 10 anni dopo, ho capito che il mio rapporto con Dio, cioè sulla verticale, era collegato col mio rapporto sulla orizzontale. Siccome io non avevo un buon rapporto col mio papà, con Dio non riuscivo ad avere un buon rapporto. E quando praticamente ho risolto questa situazione, ho detto basta, devo perdonare il mio papà, devo risolvere questa situazione. Il mio rapporto con Dio è migliorato. Tante cose sono risolte nella mia vita. Oggi ho un bellissimo rapporto con i miei allenatori, con i miei mister. Lui mi chiama, discutiamo insieme, tutto quello che... Cioè, ho bellissimi rapporti con quelle persone che sono sopra di me e oggi vi posso assicurare che io rispetto le autorità. Ma prima io ero una persona molto ribelle, non ubbidivo, ma non perché non volevo, ma perché io pensavo che io già sapevo tutto. E non è così. Dobbiamo obbedire, ragazzi. Se Dio ti sta dicendo, mi chiamate signori, signori, non fate quello che vi dico, è sbagliato. Dobbiamo fare quello che Dio ci dice. E poi, vedendo questa situazione, ho separato due storie che noi possiamo vedere, una persona che ha obbedito e un'altra che ha disubbidito. Ok? Allora, logicamente che se siamo qua a vedere la storia della Bibbia, sicuramente ci saranno tantissime storie, no? Di quelli che hanno obbedito, di quelli che non hanno obbedito a Dio. Ma la prima, forse una delle più conosciute, si trova in Genesi 3. Leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 6, che dice così. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora, caso classico, no, di disobbedienza, ma posso dire che secondo me la disobbedienza qua ha una radice nella mancanza di fiducia. Perché? Allora, se Dio ha detto che non dovevano mangiare, cosa ha fatto il diavolo? Attraverso il serpente ha messo un dubbio in quello che Dio aveva detto. Quindi, se il diavolo ha messo un dubbio in quello che Dio aveva detto, vuol dire che la donna non ha avuto cosa? Fiducia e ha disobbedito. Ed è forse per questo motivo che molte volte noi disobbediamo a Dio, perché noi non ci fidiamo di quello che Dio ci dice di noi. Forse non fidiamo nemmeno di quello che Dio dice da non fare, ma soprattutto di quello da fare. Ci manca quel passetto, no? Dai, consegnami quest'area della tua vita, perché magari noi siamo un po' così, no? No, Signore, qua puoi toccare, ma questa parte qua meglio non toccare. No, non parliamo di questo argomento, Signore, perché veramente è difficile per me. Tu sai quanto sono stato, sai, quanto ho sofferto nella mia vita, quindi lasciamo stare questa parte qua, ma qua puoi toccare. E Dio non vuole questo dalla nostra vita, ragazzi. Dio vuole il 100% dalla nostra vita. E molte volte noi non ci fidiamo di quello che Lui ci dice.
E questo ci porta a disubbidire. Oppure dobbiamo avere tanta attenzione di quello che pensiamo, delle cose che noi pensiamo, perché noi dobbiamo guardare e soprattutto risguardare la nostra testa. Perché se noi non facciamo attenzione, le battaglie sono perse qua, nella nostra testa. Quindi dobbiamo stare attenti perché il diavolo cercherà in ogni momento di mettere un dubbio nella nostra testa, ma di quello che è Dio. È quello che ha fatto nel giardino con la donna. Guarda, secondo me quello che Dio ti ha detto non è vero. E voi sapete cosa Dio dice su di voi? Se non lo sapete io vi dico. Romani 8,37, voi siete più che vincitori in colui che vi ha amati. Prima carta di Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 9 e 10. Voi siete una stirpe eletta, sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Non avevate ottenuto misericordia, ma adesso avete ottenuto misericordia. Galati 3,26, perché siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. A quelli che l'hanno creduto ha dato il diritto di essere diventati figli di Dio, cioè a quelli che hanno creduto nel suo nome. Quindi potete fare anche quello che Dio vi dice di fare. Filippesi 4,13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo che dice la Bibbia. È questo che la Bibbia dice su di me, perché io faccio parte di questo popolo. Ora io sono il sacerdozio regale, io sono il popolo di Dio. Oggi ho la misericordia di Dio nella mia vita. Ragazzi, su questo libro qua dobbiamo credere anche nella copertina, affinché non diventi solo un libro di storia. Dobbiamo credere in questo libro qua, ragazzi. Dobbiamo credere in questo libro qua, su quello che Dio dice su di noi. Dobbiamo confidare su quello che Dio dice su di noi. La seconda storia che noi possiamo trovare, possiamo vedere, si trova nel libro di Atti, capitolo 8, versetti 26. Atti 8, versetto 26 al versetto, e leggiamo qua dopo. Vediamo. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Fate attenzione su questo qua, è strada deserta. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuta a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse e udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, disse: di chi ti prego dici questo il profeta? Di sé stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli cominciò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. L'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua. Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, l'eunuco non lo vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritrovò in Azote fino lì.
Allora ragazzi, come vi ho detto prima, quando lo Spirito ha detto Filippo, vai su quella strada, la strada era deserta. Filippo ha fatto qualche domanda? No. Cosa Filippo ha fatto? È andato. Lui ha obbedito e confidato. Filippo semplicemente ha detto vado, perché lo Spirito Santo mi sta dicendo di andare. Questa parola qua mi ha guidato una volta a prendere una decisione nella mia vita. Allora, mi avevano chiamato 3 squadre e io non sapevo cosa fare, veramente non sapevo. Dio mi ha dato questa parola qua e io sono andato in quel posto. Vi posso assicurare che non è stato bellissimo, ragazzi, era veramente una strada deserta. Ho vissuto tantissime difficoltà, però era quella la strada che Dio voleva che io avessi preso in quel momento, quella decisione. Perché dopo ho visto il risultato nella mia vita. E forse è questo che ogni tanto noi non riusciamo a capire. Molte volte noi vogliamo prendere una decisione in base a quello che sta succedendo in quel momento, ma Dio sta pensando nel nostro futuro. Dio qua ha detto vai e, e non importa se la strada è deserta, appena, cioè semplicemente vai, appena ti alzati, vai. E Filippo è andato. Dopo abbiamo visto che Filippo è andato e ha trovato questo signore qua, l'ha battezzato e quindi ha portato il suo frutto, un frutto di ubbidienza. E forse nella nostra vita, ragazzi, noi dobbiamo fare proprio così come Filippo ha fatto, senza chiedere il perché, il come, dobbiamo semplicemente fare quello che Dio sta dicendo di fare. Perché può darsi che noi non capiamo in quel momento, però dopo porterà del frutto. Forse non porterà nella nostra vita, ma porterà proprio nella vita degli altri, perché quando Dio ci dà un qualcosa, quando Dio ci dà un dono nella nostra vita, è proprio per benedire le altre persone della nostra vita. Ed era quello che Filippo stava facendo. Filippo ha raggiunto una persona che, secondo me, era una delle persone più importanti dell'Etiopia. E quindi, se lui praticamente stava raggiungendo un posto altissimo, perché era un sovrintendente, vuol dire che tutta quella nazione avrebbe l'opportunità di convertirsi al Vangelo. Però all'inizio, ragazzi, la strada era deserta e Filippo in nessun momento ha chiesto il perché delle cose. Semplicemente ha obbedito, perché lui confidava in Dio. Forse questo è quello che ci manca, il confidare. Dio ci sta dicendo a volte di prendere una decisione e noi non capiamo il perché, oppure noi non vogliamo fare quello che Dio sta dicendo. Non importa, non chiederlo il perché, semplicemente fai, perché Dio ti sta dicendo. Lo stesso Dio dei versetti che ho detto qua, quello che ci ha fatto diventare figli di Dio, quello che ha detto che possiamo fare ogni cosa in colui che ti fortifica. Cioè, noi possiamo credere in questo Dio che ha creato tutto questo mondo, che è il nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli, non dobbiamo temere. Noi dobbiamo confidare in Lui, ubbidirlo, essere veramente dipendenti da Lui. Essere povero in spirito, ragazzi, è dipendere da Lui. Essere povero in spirito è ubbidirlo, è avere questa identità di dipendenza in Lui, avere questa identità di ubbidienza in Lui. Povero in spirito, ragazzi, ci farà ereditare il regno dei cieli. Non sarà facile, però non possiamo aspettare una cosa diversa. Giovanni cosa dice? Che avremo dei problemi in questo mondo, ma Lui è con noi. Giovanni 16,33. Comunque, ragazzi, dobbiamo dipendere da Dio. Dobbiamo vivere una vita che siamo veramente, sai, delle persone che ubbidiscono alla sua parola, che ubbidiscono veramente quello che ci dice. Siamo dipendenti da Dio, dobbiamo essere dipendenti da Dio. Dobbiamo essere poveri in spirito, perché io credo che ogni persona che è qua dentro oggi vuole ereditare il regno di Dio. Non
ci sono dei passaggi, come vi ho detto prima. Dobbiamo confessarlo come Signore e questo comporta anche degli atteggiamenti che riconosciamo la sua signoria nella nostra vita. Dopo dobbiamo confidare, dobbiamo obbedire. Amen. In questo momento, quelli che hanno capito, oppure che la parola ha parlato al cuore, che deve veramente, sai, consegnare qualcosa a Dio. Forse non è la vita, perché magari io sto parlando qua per quelli che sono già cristiani, per quelli che hanno già confessato Lui come Signore della sua vita. Ma forse ci sono delle cose della tua vita in particolare che tu non hai consegnato ancora, che tu ancora non hai, ha detto così, guarda Signore, questo qua è il mio 100%, io te lo sto dando adesso. Io volevo invitare a tutti quelli che vogliono veramente consegnare qualcosa in questo momento, e magari sto parlando qua e tu in testa tua stai pensando in una cosa molto specifica, di inginocchiarsi nel vostro posto e pregare insieme a me in questo momento, affinché possiamo veramente consegnare a Dio, che possiamo veramente consegnare qualcosa, sia il nostro cuore, sia un'area della nostra vita, sia un qualcosa. E in questo momento il gruppo di lode, se quindi possiamo pregare. Amen. Signore, in questo momento vorrei, Signore, chiedere innanzitutto perdono, Signore, per tante volte, Padre, per tante volte che siamo stati ribelli, per tante volte, Signore, che siamo stati delle persone che non hanno dato, Signore, il 100% per te. Che il tuo regno, Signore, venga su di noi, come il proprio Gesù ci ha insegnato, Signore, nella sua preghiera, affinché, Signore, possiamo veramente ereditare il regno dei cieli. Ogni area, Signore, che è stata consegnata al Signore in questo momento, il tuo Spirito Santo possa veramente lavorare, possa veramente, Signore, migliorare, affinché possiamo, Signore, diventare persone migliori, persone che sono ancora più vicine a te, che noi, Signore, possiamo essere delle persone che dipendono da te, persone, Signore, che obbediscono da te, e che la stessa identità che era, Signore, riconosciuta dal popolo di Dio come un'identità in quel tempo, che camminava insieme alla pietà, un'identità di quelli che dipendevano da te, persone che sono state chiamate, un popolo scelto da te, possano, Signore, essere anche caratteristiche, Signore, della nostra vita. Caratteristica, Signore, essere che dipendiamo sempre da te, Signore. Che nel tuo nome possiamo, Signore, ogni giorno cercare di migliorare attraverso il tuo Spirito Santo. Oggi, Signore, vogliamo arrenderci, Signore, a te. Il nostro ginocchio qua che è piegato, Signore, che possa essere come quando il vento soffia, Signore, in quel campo di grano, e che noi possiamo essere curvi, Signore, inchinati. Possiamo, Signore, avere la nostra vita veramente, Signore, inchinata a te. Inginocchiati qua, Signore, che sia un segnale, che sia una dimostrazione, Signore, una dimostrazione di riconoscimento, Padre, che noi non possiamo fare nulla senza di te, che non possiamo, Signore, fare nulla senza la tua direzione, senza lo Spirito Santo. Che oggi, Signore, povero in spirito, Signore,
possa veramente essere la parola che ci guida, che ci crea, Signore, questa dipendenza, che ci crea, Signore, questa identità nella nostra vita. Noi ti ringraziamo e preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore ancora una volta. Amen. Sto preparando un cammino, preparando il sentiero, sempre di più diminuendo, perché importa che lui cresca, in lui trovo il mio piacere, non so degno di poter sciogliere le sue scarpe, in lui la mia vita è, e cammino con la certezza che ritornerà. È lui, per lui sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando un cammino, preparando il sentiero, sempre di più diminuendo, perché importa che lui trova il mio piacere, io non so degno di poter sciogliere le sue scarpe, in lui la nostra vita è, in lui la mia vita è, io cammino con la certezza che ritornerà. Per lui sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È lui, per lui sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, e libera, sovrano e potere libera,
giorni. Ancora una volta. È Lui, per Lui sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amori con allegria, Signore dei miei giorni, Ti libererà. Cantiamo, sovrano e potere liberà, il governo è in Lui, vedete, porta con Lui la sua ricompensa e liberà. Cantiamo, sovrano, sovrano e potere liberà, il governo è in Lui, vedete, porta con Lui la sua e liberà. Cantiamo, sovrano, sovrano e potere liberà, il governo è in Lui, la sua ricompensa. Amore che io sto nascondendo la mia vita, perderò tutto per amori con allegria, Signore dei miei giorni. Ok, vi rubo 2 minutini per gli annunci, che stasera ne abbiamo solamente uno, se ho capito bene. Sì, che non questa prossima settimana, ma la prossima settimana avremo il nostro campeggio, il nostro ritiro dei nostri giovani. Dove sono i miei giovani? Dove sono i giovani? Sì? No? Sì? Gli adolescenti facevano più casino per i campi adolescenti, ci tengo soltanto a dirlo. Ok? Sarà dal 31, giovedì, fino al 3, domenica, subito dopo pranzo. Per l'iscrizione vi dovete rivolgere a Maggie. Maggie, se puoi alzare la manina. Se ti puoi alzare in piedi, dai che ti vedano. Sì? No, su in piedi. No, sei ancora seduto su in piedi. Se sto scherzando. Ok? A Maggie per fare il pagamento dei 90 euro per l'iscrizione, dare tutti i dati, nome, cognome, carta d'identità, codice fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai quello lo sappiamo. Ci tenevo a dirvi che per il campeggio dei giovani lo terremo su a Belluno, Santa Giustina, posto che ormai la nostra chiesa già conosce. Ci sarà una serata anni 60, ok? Alzi la mano qualcuno che qua ha vissuto gli anni 60. Pastor Caio la puoi anche abbassare laggiù in fondo. Ok, perciò vedo che è una novità per tutti noi. Prendetevi qualcosa per il guardaroba. Non so assolutamente niente, per me sarà completamente una sorpresa. Una serata anni 60, nel prezzo è contenuta anche una maglietta che non è questa, è un'altra, mi hanno detto. Queste magliette in teoria sold out, credo, sì, no, boh, forse. Sono finite queste magliette, queste splendide magliette. Ci sono ancora? Bene, per qualsiasi informazione potete rivolgere a un qualsiasi dei giovani, ok, che vi manderemo la persona incaricata per le magliette, nel caso in cui vogliate prendere. Comunque ne sono rimaste poche, immagino. Sì, poche. Non so se ci sono tutte le taglie delle magliette. No, non ci sono tutte le taglie, perciò chi ci è arrivato prima, buon, chi non ci è arrivato, amen. Mi spiace. Ok, perciò campeggio a partire dal 31 fino al 3 novembre. Vi prego le iscrizioni il prima possibile. Se non mi ricordo male finiscono il 22, quindi martedì. Quindi per favore il prima possibile fare versamento, mandare la ricevuta del versamento a Maggie, mandare insieme tutti i dati, tutte le allergie, tutti i soliti dati che ci sono in un campeggio. Basta. Sì? No? No, i gruppi grandi. I miei cavalieri qua del barile perlomeno si ricordano il mio posto. Ok? C'è stato un piccolo cambiamento riguardo ai gruppi, perché io gli scorsi sabati io dicevo che i 18enni dovevano andare su con i giovani. No, mi sono sbagliato, scusatemi, i 18enni devono andare con gli adolescenti. Gli adolescenti sono dai 14 ai 18, dal
dal 2006 fino ai 2010. Voi siete gli adolescenti, ok? Dal 2011-2013 i nostri pre, dal 2005 fino all'età che Dio vuole, gli nostri giovani, ok? Abbiamo i nostri... Non ho il telefono. Non mi sono portato dietro il telefono, perciò spero che ve lo ricorderete. So che di sicuro gli adolescenti maschietti sono con me questa sera, quindi seguitemi che vi porto nella vostra stanzetta. Le adolescenti invece sono in mano a Lisiane, lì con la manina bella alzata. Preadolescente invece sono in mano a Maggie. Sì, sempre te Maggie, con i pre, oggi, vero? Cavalieri, guardate lei, sempre lei. Mentre i nostri giovani maschi, i nostri uomini, sono in mano a Miguel, laggiù in fondo con la manina bella alzata, e le giovani donne, le signorine, perché se dico signore si offendono anche se tecnicamente è giusto, sono in mano a Giada, ok? Perciò se avete tutti quanti bene in mente i vostri leader di questi piccoli gruppi, di questo sabato, sì? No? Bene. Ho detto tutto? Sì. Bene, cantiamo un'ultima musica, sì dai, per scaldarci, sì dai, potete spostare le sedie, potete saltare, potete battere le mani, possiamo sempre cantare tutti quanti insieme. Un'ultima canzone. Sto aspettando, Vi sto ancora aspettando. Servirebbe una mano qua perché sono senza voce. Ragazzi, venite più vicini, dai. Gesù è idea, mi conquistò, il libero per donare una nuova storia. Gesù è idea, mi conquistò, il libero per donare una nuova storia. Posso dire i passi del mio re, riesco a sentire il suo cuore, dalla mia oscurità mi libero, sento il suo spirito chiamare, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, Tu sei nato per me. io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare, Tu sei nato per me. È ora il tempo. posso dire un santo sono qui, annunciando il suono del grande re, rompendo ogni catene e barriere. Tuo figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per Diciamo me. ragazzi, io sento Figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, io sento figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. È ora il tempo.
noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo l'inno che noi cantiamo, usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Mi serve un po' di aiuto qua. Quindi vi invito a cantare assieme con noi, amen. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Gesù è Rea, mi conquistò, mi liberò per donarmi una nuova storia. Preghiamo una sola voce che Gesù cambierà il mondo. Gesù cambierà il mondo, amen. Gesù cambierà il mondo, 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 Gesù cambierà il mondo. Amen. Piccoli gruppi. Ciao.